grazie dell'invito a incontrarvi qui in questa sala e venire in questa capitale siciliana della cultura, ben inteso capitale non solo di ieri ma anche di oggi. Questo è un libro che metterebbe in soggezione e in difficoltà qualunque recensore e presentatore per il suo oggetto, per il suo tema, già per il suo stesso titolo. Per fortuna le relazioni che hanno preceduto e la presentazione dell'autore medesimo ha già favorito ampiamente il compito di chi deve intervenire, ragionare, quindi questo mi permetterà di prescindere dalle ricostruzioni puntuali e di svolgere un ragionamento a partire dal libro di carattere un po' generale. Dico un libro che incute paura, sicuramente reverenziale timore ad essere affrontato, perché tocca due oggetti, il sistema e il frammento, che sono per definizione qualcosa che non si lascia proprio prendere, che non si lascia afferrare. Il sistema è una totalità chiusa che si costruisce come totalità chiusa con l'intento di bloccare gli accessi, in particolare bloccare gli accessi ai malintenzionati, a coloro che lo vogliono fare saltare. E il frammento è qualcosa che appunto nella sua estrema particolarità, nella sua estrema dispersione ci condanna ad un inseguimento senza fine, no? Possiamo scomodare la metafora del vaso di cristallo, di ceramica, si spera non troppo di valore, che ci sfugge di mano, cade sul pavimento e poi sappiamo bene che cosa voglia dire andare a raccogliere i frammenti, e dopo alcuni giorni che si è fatta una pulizia sistematica sotto un tappeto, sotto un angolo della stanza, si continuano a trovare dei frammenti. E quindi ecco, due oggetti che per la loro natura sfuggono alla presa, e un libro che ragioni su questi oggetti necessariamente presenta delle difficoltà di accesso, ma proprio per questo, perché ci esibisce una tensione irrisolta, ci esibisce due poli, due termini che non si lasciano comporre dialetticamente in un discorso unitario. Proprio per questo stimola alla riflessione e alla riflessione critica. Quindi una riflessione, una meditazione sul sistema e sul suo decomporsi, sul sistema come epoca, un'epoca che è diventata sistema e che come tale si è presentata con tutta la sua, diciamo pure anche arroganza e sicurezza di sé ai nostri occhi nel corso della storia. Quest'epoca è la modernità. Questo è un libro che ragiona sulle logiche, sulle dinamiche della modernità, sul loro indebolirsi, sul loro allentarsi, sul loro sfilacciarsi, forse sul loro essere superate, ma dico forse perché in realtà l'inerzia che porta queste dinamiche, queste logiche a sussistere ancora, a reggere, è molto forte, ed è quindi qualcosa che si pone a noi come il problema della nostra contemporaneità. Ma certo è che il sistema è un tema specifico di quest'epoca che chiamiamo modernità. In fondo il pensiero antico dal punto di vista normativo aveva conosciuto una proiezione verso il sistema. In realtà gran parte di esso non è sistema, è percorso, è via, è strada, è interrogazione sofferta. Lo troviamo nei presocratici piuttosto che in Socrate, piuttosto che nell'approccio dialogico di Platone. Tutti autori, Platone in particolare, su cui il sistema l'abbiamo proiettato noi con 2000 e più anni di interpretazioni e di tradizioni interpretanti.
ma certamente il sistema arriva come modello normativo, come un tendere a partire da punti di avvio del discorso filosofico che sono ancora incatenati a quella logica bollente del pensiero dei primordi con Aristotele. Il Medioevo di nuovo esibisce una maggiore sistematicità, è avanzato in questa direzione, ma in fondo il suo approdo al sistema è per un verso costruito su materiali aristotelici. Quello che Aristotele aveva fornito naturalmente viene messo a frutto, ma poi il sistema medievale esiste, sussiste, si riproduce solo in virtù dell'aggancio, dell'ancoraggio alla trascendenza. Senza questo salto della trascendenza, senza quindi l'integrazione della fede rispetto alla ratio, il sistema in età medievale non esiste. L'età del sistema è la modernità, e lo vediamo a partire dagli autori che definiscono le nuove logiche della modernità, la inaugurano in modo spettacolare. Il primo di questi è sicuramente, come giustamente nel libro viene messo in luce, Thomas Hobbes, sul piano politico, ma non soltanto su quello. Addirittura nella sua opera più sistematica, il Leviatano, troviamo un capitolo che analizza i corpi politici e le loro articolazioni interne, che è dedicato al sistema. Il sistema è già proprio interno all'articolazione del politico, e il sistema politico si scompone in sottosistemi, ma la logica sistemica li abbraccia, li colonizza in qualche modo tutti. La modernità è l'età dei grandi sistemi filosofici, la modernità è con l'illuminismo l'età della popolarizzazione di uno spirito sistematico, e in questa sua volontà di afferrare il tutto, la modernità dispiega anche delle logiche che incidono in modo sistematico sulla realtà, e ci fanno capire come questo impulso al sistema della modernità sia legato ad un atteggiamento fondamentale, che è quello che, facendo ricorso ad un grande classico della sociologia che è Max Weber, possiamo chiamare la logica del dominio del mondo. No? Nella sua sociologia della religione, che però ci pone di fronte categorie che non valgono solo per l'interpretazione delle grandi religioni, delle religioni universali, ma che possono essere secolarizzate e applicate a tutti gli ambiti della vita sociale, Max Weber distingue tre atteggiamenti di fondo dell'uomo rispetto al mondo in cui vive, in cui è calato. Uno è questo atteggiamento della Weltbeherrschung, che vuol dire appunto dominio del mondo, impadronirsi, dominarlo. L'altro è l'atteggiamento della Weltanpassung, che vuol dire adattamento al mondo. Sul piano delle religioni universali, la esemplificazione più chiara, più netta di questo atteggiamento è il confucianesimo. E il terzo atteggiamento fondamentale è quello del rifiuto del mondo, la Weltablehnung, che vuol dire rifiuto ma anche fuga dal mondo, quello che nelle religioni troviamo quando analizziamo i movimenti mistici, coloro che appunto girano le spalle al mondo, al seculum, e cercano una nicchia in cui praticare la vita speculativa, dedicarsi alla vita speculativa. Ebbene, lo spirito di sistema e la volontà sistematizzante della modernità è stata sicuramente legata al prevalere tra queste tre logiche della logica di dominio del mondo, mentre sicuramente per quanto riguarda il passato ad essere prevalenti erano state le altre logiche dell'adattamento al mondo, della fuga dal mondo. Certo, il dominio del mondo si era sempre esercitato, soprattutto laddove grandi organizzazioni politiche avevano visto
la luce e questa volontà di dominare il mondo la vediamo tramandata nelle grandi opere monumentali che restano, le piramidi piuttosto che l'architettura romana, e naturalmente le grandi gesta dei costruttori di imperi, anche peraltro costruzioni politiche fragili e dalla vita di solito breve, pensiamo a quella di Alessandro Magno, no? Ecco, avevano esercitato in grande già questo spirito di dominio del mondo, ma in fondo però le società avevano privilegiato le altre due logiche, quelle dell'adattamento e quella spesso della fuga del mondo, che come sappiamo poi conoscerà nel Medioevo cristiano, nell'Occidente medievale cristiano, un suo sviluppo particolarmente creativo, inventivo, all'interno del quale poi inventeranno i monaci, gli asceti, delle forme di rapporto col mondo che nel contesto moderno, razionalizzato, daranno ben altri frutti. È di nuovo un discorso weberiano che ci porta lontano, che qui non possiamo fare. Dico queste tre logiche perché già riflettendo su di esse noi possiamo vedere un qualche scarto, una qualche distanza tra il nostro presente e il percorso della modernità. Se ci chiediamo oggi quali sono le logiche che in quella età globale, postmoderna, di oltrepassamento del moderno, di indebolimento della modernità in cui viviamo prevalgono, la nostra risposta non può più essere così netta, così perentoria come era stata per l'epoca moderna, dominata da quel costruttivismo e da quello spirito di dominio del mondo, che è dominio della natura, che è dominio della società, che è padronanza sulla storia. Se ci interroghiamo, sì certo, vediamo le logiche della modernità indebolite sussistere ancora e quindi è chiaro che il dominio del mondo è ancora nel nostro progetto, ma molto di quanto noi esperiamo appartiene alla logica del mero adattamento al mondo. Pensiamo, ecco, ragioniamo non so un attimo sul tema della decrescita, lasciando stare se questa possa essere felice o meno felice. Io ho sempre qualche perplessità nel poterla considerare integralmente o comunque in via maggioritaria felice, ma insomma prescindiamo da questo giudizio. La decrescita ci rimanda ad un atteggiamento rispetto al mondo che è anche di accomodamento, di adattamento rispetto ad alcuni dati di fondo, al fatto che le risorse si stanno esaurendo e di questo dobbiamo prendere atto, al fatto che la sovrappopolazione costituisce un limite rispetto al quale noi necessariamente dobbiamo adottare determinati comportamenti e non possiamo spingere all'estremo una logica che abbiamo praticata nei secoli dello sviluppo e del dominio della natura, eccetera. E al tempo stesso all'interno di questa ideologia della decrescita tornano ad avere spazio nella forma comunitaria, nelle nicchie di una società complessa, atteggiamenti, comportamenti che richiamano la fuga dal mondo, il rifiuto del mondo, almeno il rifiuto delle sue logiche aggressive, violente nei confronti della natura. Ecco, vedete, il mix è sempre molto complesso tra questi atteggiamenti, bisogna andare a vedere nelle singole situazioni, nelle singole fasi di sviluppo di una società, però indubbiamente è chiaro, già così a occhio nudo, guardando a distanza, dando un giudizio d'emblée, che effettivamente il mix, la bilancia si è modificata in un senso particolare. E allora, ecco, dobbiamo chiederci, questo modello moderno della sistematica aggressione al mondo, del dominio sistematico al mondo, ripeto, in tutte le sue componenti naturali e sociali, come si è esercitato, come si è sviluppato nel tempo, quali sono state le specifiche dinamiche e che cosa possiamo dire a proposito di queste trasformazioni.
Ecco, credo che le strategie che hanno fatto della modernità l'epoca sistema, e qui mi viene, pensando al titolo di questo libro, di associare il titolo di un libro di un collega studioso di filosofia a voi ben noto, cioè Raymond Godet, che aveva dedicato a Hegel sistema ed epoca, molto giustamente perché Hegel è stato nel percorso della modernità il filosofo che ha coniugato al meglio questi due elementi e ha mostrato come la modernità, come quest'epoca storica sia un'epoca sistema. Ebbene, quali sono i passaggi, le strategie che in questo percorso di affermazione del sistema la modernità ha adottato? Lo vediamo bene in molti passaggi di questo libro. Io semplifico il buco, ma credo, semplificando, di cogliere comunque gli elementi essenziali, e questi passaggi sono tre. La prima dimensione, la prima strategia di affermazione è quella giuridica, la seconda è quella economica, la terza è quella della tecnica. La prima è la strategia giuridica. La modernità si afferma come sistema, proprio a partire da Hobbes, di cui dicevamo prima, nel momento in cui fonda lo Stato come una collettività giuridica, come un'organizzazione di potere che detiene la sovranità e che garantisce una cosa particolare, un bene particolare, la sicurezza, in virtù della quale la società diventa sistema, può svilupparsi come un sistema ordinato, addirittura assomigliare ad una macchina le cui rotelline girano tutte nel senso giusto e in un senso prevedibile, conseguendo quindi dei risultati che renderanno possibile un passaggio ulteriore dalla sicurezza, l'affermazione della libertà, che in Hobbes è soltanto libertà privata, libertà di farsi gli affari propri, ma che a poco sulla base di questo dispositivo di sicurezza potrà svilupparsi e diventare molto di più. È il punto di partenza del percorso della democrazia della modernità, questo che rinveniamo in Hobbes. Ma qui abbiamo a che fare soltanto col primo momento, quello che i politologi chiamano lo state building, la costruzione dello Stato che produce la sicurezza condizione primaria dello svilupparsi della società a sistema ordinato. Secondo passaggio, il secondo passaggio è quello economico. Dentro il guscio di questo Stato che garantisce la sicurezza e quindi rende possibile lo sviluppo di relazioni sistemiche tra gli individui, nasce il mercato, nasce la società civile, nasce un tessuto associativo che produce qualcosa di molto significante, che è la libertà in un senso più ampio e più pieno, e che è, oltre alla libertà, il benessere materiale. Soltanto a questo punto quella promessa che era implicita nel primo passaggio, nella costruzione della totalità organizzata giuridicamente, con i suoi passaggi dalla decisione sovrana alla cascata di norme, alla costruzione di un ordinamento giuridico che regola tutti gli aspetti della vita, fino all'istituzionalizzazione dei comportamenti. Ecco, solo in questo momento quel passaggio che prometteva sicurezza e ordine diventa qualcosa che stabilizza anche relazioni di libertà tra gli individui e crea le ulteriori condizioni, le premesse del processo di democratizzazione. Soltanto di qua. I politologi dicono prima c'è lo state building, la costruzione dello Stato, questo guscio che è anche un guscio coercitivo ma garantisce la sicurezza, poi viene il nation building, la costruzione dell'identità nazionale, del popolo, che appunto però è frutto delle interrelazioni della società civile e del fatto che questa società civile è produttrice di beni materiali.
Senza queste due condizioni e senza questi passaggi non si dà il processo di democratizzazione. Questo ci spiega perché oggi, al di fuori dell'Occidente e al di fuori in larga misura anche del continente europeo, è così difficile l'instaurazione di democrazie, perché molto spesso queste devono avvenire in società nelle quali lo Stato non è mai esistito, oppure è stato introdotto, esportato nella sua forma peggiore, in una bruttissima forma, che è la forma che il colonialismo ha esportato, e quindi certamente non è un punto di partenza foriero di sviluppi positivi per quelle società, da un lato, e dall'altro le condizioni mancano, perché molto spesso quelle sono società dove, oltre a mancare lo Stato che garantisce la sicurezza, manca un mercato relativamente equilibrato che garantisca una diffusione del benessere, la produzione della ricchezza delle nazioni, di cui già Adam Smith nel Settecento, in quel secondo momento che delineavo, parlava. Terzo passaggio, la tecnica. Fin qui la riflessione dell'autore gioca su alcuni grandi filosofi politici della modernità e su alcuni, lo abbiamo sentito già dalla sua presentazione prima, alcuni grandi giuristi del Novecento, in particolare a partire da quello che è stato il giurista Carl Schmitt, che ha pensato questo processo nel momento del suo entrare in crisi nella Europa medesima. Adesso interviene l'altro protagonista della riflessione filosofica e giuridica di questo libro, e questo è un filosofo ed è Heidegger, che è certamente l'autore che ha inaugurato la grande riflessione sulla tecnica nella filosofia moderna. Con la tecnica però le cose si complicano rispetto a quella logica lineare, additiva che ho tracciato adesso dal giuridico all'economico. Si complicano perché qui non è più tanto sicuro che la tecnica, che pure ha un impatto fortissimo sulle logiche sistemiche della modernità, le rafforza, le potenzia, le porta all'estremo, sia in grado di fare ciò traducendo queste logiche sistemiche anche sul piano della politica e soprattutto sul piano della democrazia. L'autore giustamente insiste su quella famosa intervista apparsa poi postuma di Heidegger, in cui di fronte alla domanda se la democrazia sia il sistema politico adatto a una società dominata dalla tecnica, esprime la sua perplessità e dice questo è un problema aperto, su questo certamente non ci possiamo impegnare, e si capisce che fondamentalmente la sua incertezza pende più verso il negativo che verso il positivo. Ed sarebbe interessante, qui non abbiamo tempo, seguire il dibattito articolato che a partire da questa posizione si è sviluppato nel secondo Novecento, di cui almeno una buona parte è anche riflettuta in questo libro, ricostruita in questo libro, a partire da Hannah Arendt. Io potrei chiamare in causa un altro allievo heideggeriano di cui mi sono più a lungo occupato, che è Günther Anders, in cui invece questa problematicità della tecnica e questa antinomia tra tecnica e democrazia viene portata proprio all'estremo della rottura, ma ripeto, tutto il dibattito post-heideggeriano, filosofico e non solo filosofico su questa questione è dominato dalla perplessità sulla possibilità di coniugare queste due dimensioni. E si comprende anche bene il motivo, sono motivi seri che sono già stati evocati nella presentazione. La tecnica intanto ha un potere di delegittimare quella logica della negoziazione, quindi anche del compromesso, che è una componente fondamentale della democrazia. La tecnica vorrebbe soluzioni nette, se è così o è così.
negoziare in base agli interessi non è la soluzione tecnologicamente ottimale, è sempre subottimale. Quando si adotta una logica tecnocratica si tende a guardare con sospetto questo elemento di negoziazione, che pure è sempre stato l'elemento caratterizzante di ogni mediazione politica e in particolare della democrazia. Ma soprattutto la tecnica svuota la rappresentanza, con quanto di personale essa ha. L'antitesi tecnica-rappresentanza è uno dei grandi temi di questa riflessione novecentesca, e qui di nuovo ritorna in causa il Kashmir sopra citato, che fin dai suoi primi saggi politici si interrogava su questa dimensione. La tecnica mina la responsabilità, un altro dei principi fondamentali della democrazia. Già John Stuart Mill nell'Ottocento, il teorico classico della democrazia liberale, diceva: la democrazia si fonda su tre pilastri: la rappresentanza anche degli interessi, la responsabilità e la competenza. Ecco, certamente la tecnica mina la responsabilità nella misura in cui, producendo sistemi complessi, sistemi iperorganizzati, crea le condizioni per quella che Ulrich Beck ha chiamato la società della irresponsabilità organizzata. La tecnica genera dei nessi così complicati che quando tu vai a interrogarti ma chi è il responsabile di quelle conseguenze, di quelle scelte, non riesci, perché la catena decisionale è così intricata, lunga, complessa, che alla fine hai a che fare con l'anonimità degli attori che hanno messo in vita quel corso di azioni che porta a quelle conseguenze, e hai a che fare naturalmente anche con un esito irrevocabile. Di nuovo temi su cui Hannah Arendt in Vita attiva, di nuovo un'autrice che viene di qui, che viene da Heidegger, riflette e dice cose importanti. Ancora, la tecnica moltiplicando i centri decisionali appunto fondati sulle competenze, sugli specialismi, su professionalità particolari, favorisce quel processo di inflazione del potere che è una caratteristica strutturale della società complessa, su cui Luhmann, appunto, un teorico dei sistemi, ha molto insistito. Tenete tra l'altro presente, visto che abbiamo evocato già più volte questo tema del sistema in riferimento alla sociologia di Luhmann e di questi autori, che è molto significativo il fatto che da questa scuola che ha pensato le società moderne come società complesse ma appunto produttrici di sistema e di sistemi molto articolati, si sia generata oggi una una vulgata che sta diventando dominante di allievi dello stesso Luhmann, che insistono sulla frammentazione sistemica del mondo. Gli autori di quella scuola, faccio il nome di Teubner, che è il più importante, in realtà insistono sul fatto sì, la logica sistemica, Luhmann aveva ragione nell'identificarla. I vari settori della società hanno le loro particolari società sistemiche, il guaio è che tutte sono differenti, comunicano, dialogano male tra di loro, e alla fine quello che il mondo globalizzato ci presenta è una estrema frammentazione sistemica e quindi l'impossibilità di fare sistema nel senso moderno della parola, qualcosa che era una totalità chiusa, ordinata, in qualche modo armonica nell'idealizzazione, nella speranza di Hobbes, qualcosa che neutralizzava il conflitto, mentre i conflitti qui sono all'ordine del giorno, pullulano letteralmente, e l'illusione o la speranza a loro volta dei teorici sistemici è che quantomeno possano essere mantenuti ad una bassa temperatura, ecco, l'acqua non vada in ebollizione e non bruci. Ecco, quindi questa è un po' la situazione che sfida la democrazia contemporanea. Che cosa vuol dire?
vuol dire fine della democrazia, vuol dire ancora di più fine della politica, stravolgimento e travolgimento della politica. E certamente le logiche democratiche sono fortemente in tensione, sono fortemente in difficoltà, e la partita da questo punto di vista, se vogliamo guardare con un occhio freddo e disincantato il processo storico, è certamente aperta. Questo non vorrebbe dire però che la fine della democrazia, se dovesse avvenire, significherebbe anche la fine della politica, significherebbe semplicemente la trasformazione dei sistemi politici in una direzione, in qualche modo, di contaminazione fra logiche diverse, di cui la democrazia sarebbe ancora una parte, probabilmente la parte più di facciata, e poi dietro, come del resto già accade, il prevalere di logiche diverse, ma certamente qualcosa di diverso, ecco, questo vorrei sottolinearlo, dallo scenario che può anche apparire a qualcuno confortante, liberatorio, tranquillizzante, che è quello di Bauman, per cui tutto diventa liquido, la società è liquida e anche i sistemi si liquefanno. Ecco, trovandomi qui questa sera a parlare in un centro della Magna Grecia, visitato da Platone, vorrei chiamare in causa quello che è stato anche l'interlocutore di Platone in materia di realismo politico, che certo gli interlocutori sono stati tanti, i sofisti gli hanno fatto capire che cos'era il realismo politico anche nelle sue versioni più brutali, più spicce, più maleodoranti, come vediamo da tanti passi della sua opera, ma il grande interlocutore è Tucidide, il fondatore della grande storiografia scientifica dell'Occidente. Ebbene, Tucidide aveva definito il quadro della politica, identificando non tanto ciò che è liquido, transeunte, ma le strutture profonde e gli elementi che davvero contano nella dimensione politica. Nella sua concezione della storia individuava tre fattori fondamentali: la nanche, la necessità, e la nanche per oggi è la globalizzazione che ci trascina, sono le migrazioni, sono le conseguenze della sovrappopolazione che continueremo a scontare per molte generazioni. Poi la Tyche, il caso, che è quello che insomma non possiamo mai prevedere, ma che continuamente scombussola i nostri piani, i nostri progetti e le nostre velleità sistemiche o sistematiche. Poi tropina, i fattori umani, che sono quelli che in qualche modo si destreggiano in quella situazione tra nanche e caso, tra necessità e fortuna, e la virtù di Machiavelli che interverrà qui. E quando analizzava poi i fattori umani nella politica ne identificava tre, e di nuovo sono fattori che continuano a essere nel nostro presente i protagonisti della scena politica, quelli che plasmano l'agire politico: la paura, Deus, l'ofelia, l'utilità, l'interesse, e la timè, l'onore. Noi lo chiamiamo prestigio, lo chiamiamo in qualche identità, riconoscimento, lotta, però era quello il problema. Ecco, ho l'impressione, credo che questo si possa azzardare la presunzione di dire senza sbagliare, che la politica continuerà a risultare dall'interagire di questi elementi che non si lasciano liquefare, sono costanti strutturali della condizione umana che anche la tecnica non riesce a domare, non riesce a scalzare, con cui anche la tecnica deve fare i conti, riproducendo naturalmente sempre quella sfrangiatura, quella smagliatura dei tentativi di organizzazione sistemica che pure permangono anche nell'orizzonte del nostro presente, perché, come diceva l'assessore in apertura, poi questo bisogno di sistema, di ordine, questa
coazione all'ordine in qualche modo è anche un dato della natura umana. Grazie.